Facciamoli uscire ragazzi, ragazzi uscite pure intanto, facciamo un applauso, grande applauso a loro. Nel frattempo che loro escono, quindi chiamo la giuria. Certo. Allora, come vi avevo già anticipato prima, madrina della serata e presidente di giuria è la nostra Alessia Alberti di Venezia, che come dicevo prima ha vinto le sue selezioni. Poi abbiamo Ornella Muccia, make-up artist, skin care and beauty consulent. Vedete bene, Dario Pericoli, un applauso, presidente consumatore italiano Uniti. Dario Rigoni, fotografo figurativo, scrittore e direttore di performance d'arte contemporanea. Un applauso. Paola Brun Cleopatra, attrice e regina di Ciao Barbie, programmi che sicuramente molti di voi hanno già visto, io ho visto spesso, per cui siamo onorati. E infine Giovanni Giacomelli, un dipendente pubblico ma diplomato all'Accademia degli Attori. Un grande applauso quindi per la giuria. Un doppio applauso per la giuria, sì, perché ci sono pensati anche loro. E devo dire una cosa, a parere mio come uomo, guardandole tutte, a parte di cuore che fuori gioco, voglio dire, sono tutte bellissime. Scusate, ricordo di te, 15 anni. Le ragazze forse erano un po' più, come dire, disinvolte di come sono oggi, cioè erano più ribelli, però oggi a 15 anni sono già donne e devono imparare a difendersi. E passeggiare sulle passerelle non è qualcosa che appartiene solo alla vanità, perché credetemi, imparano ad avere carattere e questo li aiuta a difendersi, perché queste ragazze non è vero quello che si dice in giro, io ve lo posso garantire, ma sono così, sono occhi, sono questo, sono quello, sono quell'altro, no, credetemi, non è così. Queste ragazze sono tutte ragazze intelligenti che lavorano, che studiano e lavorano, e sono tutte ragazze che si danno un grande affare e io auguro a tutte loro di arrivarci tutte. E non volevo essere il fan della vita questa sera, è difficile, lo so, stasera è difficile. Adesso non so se sono tutte belle. Se intanto adesso un applauso, sì. C'è adesso che fa un certo, abbiamo una giuria che siete pronti? Non ancora. Allora aspettiamo. La scelta, quindi questo dimostra che è una scelta, la scelta è stata difficile e che quindi vuol dire ragazzi che siete tutte veramente brave, veramente belle. Un applauso anche a Pedro dietro l'altro. Anzi, Pedro, ce l'hai una musica sospensiva in sottofondo? Eccolo Pedro, vedi che c'è. Vi raccomando, ascoltate la nostra radio, ma ascoltate anche la radio in Veneto, perché io non lo so più parlare. Ah sì, anch'io, però quando parlo in dialetto sento un gabinetto. Ah, c'è qualcuno che devo ringraziare, adesso l'ho visto, devo ringraziare l'edicola Cartoleria Rando in Campania, perché voi potete sapere, io a Francesco ho rotto le scatole tutti i giorni per un mese, come siamo messi via. Voi ragazzi come state? Ma sapersi che essere umani è una cosa bellissima, perché purtroppo noi
un po' tutti, per la vita brutta che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, per tutte le libertà che ci hanno tolto, per tutto quello che ci hanno fatto soffrire, almeno qui in Italia, io che faccio su giù per l'Italia, per altre cose, ho visto un popolo triste, ho visto una nazione triste, veramente triste, e credo che la gente dovrebbe iniziare a guardarsi allo specchio nuovamente e dire: io mi piaccio, io sono forte, io ce la faccio, ce la farò, perché altrimenti la nostra nazione purtroppo sta pagando e pagherà lo scotto di governanti che per 40 anni ci hanno governato malissimo, perché non sono governanti, e qua mi fermo, però dobbiamo, ognuno di noi, ricordarci che siamo esseri umani, non lasciatevi ingannare da tante cose che stanno facendo, perché vi stanno raccontando un mare di mezz'ora. Ma torniamo al divertimento. Andiamo da Dario. Lascio te scendere. Dario Microni. Vorrei aggiungere che Made in Italy ce l'hanno rubato un po' tutti, ce l'hanno copiato un po' tutti, ma le belle figure le sappiamo fare ancora. E questo può essere quindi a loro passa un testimone molto pesante di quello che faremo noi, ma vedo che c'è buona sostanza per portarlo avanti. È vero, l'Italia ha le donne più belle del mondo, le donne più belle del mondo, o no? Assolutamente è così. Siamo la nazione più ricca di cultura del mondo e abbiamo il 100% di belle donne del mondo, le più belle sono da noi. Quindi è così. Tutti dici, ci sono buoni di ansia loro, certo. Sì, poi non so se io vedo Alessia che continua a fare compiti. Ringraziamo anche i cameraman là sopra che stanno riprendendo tutto. Grazie. E ringraziamo di nuovo il giornalista, il direttore e la titolare di Newsman, Vicenza Reporter, che è un giornale dell'Alto Vicentino nel web, ma leggetelo perché è sempre informato, è sempre puntuale, dà sempre notizie veramente buone. Ecco che si avvicina, ecco ragazze che si avvicina. Le leggi tu? Le leggiamo, le leggo io, le leggiamo adesso, le leggiamo dopo, aspettiamo. Le 4? Ok, le prime 4 allora. Okay. Hanno deciso 4. Hanno deciso 4. Poi leggi tu, però sono curioso, sono un pezzo delle femmine, sono curiosissimo io guardo solo, poi farei aumentare il volume, Pedro aumenta pure. Pedro aumenta il volume. Sono le 4 ragazze che passano alla parte finale della serata. Dateci pubblico, ci giriamo verso le ragazze. Le leggi tu però, Ecco io i nomi delle 4 ragazze. Dobbiamo anche spiegare perché 4 ragazze. Quindi la prima, la seconda. Queste 4 passano alla prossima fase, certo. La prossima fase che sarà una fase dove solo loro 4 sfideranno e fra loro 4 ci sarà la Top Film del 2022. Allora, certo, avevamo detto 5, sì, certo. Allora c'è un ripescaggio. Facciamo il ripescaggio. No, ma va benissimo perché sicuramente veramente non è facile per loro. Scusa se ti volto le spalle, però non so cosa fare, perché se mi tiro di là, volto le spalle alla telecamera. Non devi voltare le spalle. Tiro di qua, volto le spalle a queste bellezze, cosa devo fare? Ragazzi, siete bellissimi. Poi Gloria, lei è emozionatissima.
lo fa vedere, è emozionantissima lei. Ci siamo? Ok. Chiamerò. È bello presentare con te, Io adesso la prendo io la busta. Quando poi io la devo. Io sbircio, allora tiriamoci di qua. Vuole essere sicuro. Ah, ecco. Questo mi fa capire che voi siete veramente in difficoltà, Siete veramente in difficoltà. Allora dico a te, tiriamoci verso le ragazze. Allora ragazzi, voglio dirvi una cosa. Siete splendidi, tutti quanti. Adesso vediamo, lascio a lei la parola. Bene, allora le 5 finaliste sono Giada Campello. Prego Giada. Prego Giada. Raffaella Leone. Elena Porta. Gioia Oio. Martina Perin. Un grossissimo applauso a queste 5 ragazze, ma un grandissimo bocca al lupo e un applauso anche per le ragazze che non ho chiamato. Prego. Ecco, diciamo pure che comunque parlo con Irene, parlo con voi che siete lì sul palco. Non è finita, voi lo sapete benissimo, vero che non è finita. Sto parlando con le escluse, è una bruttissima parola, non è assolutamente finita. È l'inizio di un altro viaggio, ecco, mettiamola così. Io farei un grande applauso a loro che sono passate, ma anche a loro che non sono riusciti a passare. Bene, direi ora che le ragazze sono rientrate, vorrei presentarvi una giovane artista cantante vicentina che si chiama Irene Dettoni, che prego di salire nel palco e ci aiuterà per un momento musicale. Benvenuta Irene, un applauso a lei. Ecco, io devo dire che ho conosciuto Irene qualche anno fa, è giovanissima. Però insomma è già un po' che la conosco. Quando l'ho sentita cantare la prima volta mi ha emozionato, sì, perché lei mi ricorda moltissimo certi locali bluseggianti, ha una voce stupenda, ascoltiamo, facciamo partire la prima base per lei. Grazie.
canzone è intitolata All I Want to Was Cry di Etta James. di Etta James, grandissima artista. Felici, sei torna, andiamo alla seconda. Certo. Andiamo Pedro. Bravissima Irene, abbiamo ascoltato una canzone di Christine Aguilera intitolata Heart, Cuore. Ed ora è la volta di Tears Cry on the Amy Winehouse, un'altra grandissima voce della musica internazionale cantata dai Irene. It's darkness that we know, and we where our lives are close to motion. Once it was right when we were high, waiting for your hand.
down towards me. It's my responsibility. You're the one I meant to leave. About to walk away, I happen to bless you. You walked away, the sun goes down, you take it on ground, and no way, my boots and my teeth are bare. I don't understand, why do I stress the man when there's so many better things to make? I know how you walk, we have to walk, so this is now it's a ball withdrawal. And then if I wanted you, I expected to be through. Well, basically another one wants to. I've been putting myself again to just be my own best friend. I brought myself in a stupid man. We walked away, the sun goes down, he takes it on around, and no way, my boots and my tears find their own. So we are history, the shadows of me, the sky, the boat, the day he walks away, the sun goes down, he takes it on around, and no way, my deep shame, my tears find their own. You wish I could send her a present, emotional death. That's how we kiss goodbye, the sunset. So we are history, no shadow for me. It's time for this on the other sea. We walked away, the sun goes down, he takes it on and run, and no way, my deep shame and my tears find their own. We walked away, the sun goes down, he takes it on and run, and no way, my deep shame and my tears find their own. The sun goes down, he takes it on and no way, my boots shame, my tears find their own. Grazie mille. Grazie, facciamo un grossissimo applauso e ringraziamo Irene per essere stata nostra ospite in questa bellissima serata. Grazie ancora. Quindi, grazie ancora Irene, facciamo di nuovo un grande applauso. Una voce bellissima. Vorrei iniziare un po' anche con i miei ringraziamenti, per cui credo sia il momento di ringraziare Mario Bonesi, che con il suo team Gini Ferro cura tutte le riprese video della serata. Ricordiamo infatti che Gini Ferro è specializzato nelle riprese video nel mondo della moda. Un applauso, grazie. Allora, io mi aspetto che Alessia si avvicini a me in questo momento. Ti aspetto qui. Abbiamo le nostre, come abbiamo detto, 5 finaliste. Voi state già lavorando anche per sapere chi saranno le 3, più una, avete già un'idea, ci state già lavorando, che passano alla fase successiva. Allora adesso vogliamo un attimo rivedere tutte con l'avvio dello sponsor e un'altra valutazione e poi appunto da là vedremo che saranno le prime 3. Perfetto, grazie. Tutta l'ultima passerella. Vedremo le nostre finaliste sfilare con l'abbigliamento di Ludovico Abbigliamento, che molti di voi conoscono, io molto bene. Vedremo a breve le nostre finaliste sfilare con l'abbigliamento di Ludovico Abbigliamento, negozio di lunga tradizione con proposte moda sempre attuali, con un occhio particolare alla personalità di ogni cliente, moda ma non solo, un mix sapiente di proposte proprio qui a Chiuppano in via Roma 15. Vi invito ad andare a trovarlo, a visitarlo, perché
sicuramente saprà consigliare ciascuna di voi. Bene, ora siamo veramente all'ultima fatica, la passerella è per le ragazze che prego una ad una rientrare, così la giuria avrà modo di vedervi in quest'ultima uscita. Direi che lo sponsor le ha vestite benissimo, sono proprio tutte 5 molto belle. Vorrei chiamare Ludovico nel palco e così fa un saluto, è il nostro sponsor. Buonasera a tutti, innanzitutto devo fare complimenti a queste 5 bellissime ragazze, ma devo dire che hanno belle anche le altre, quindi penso che la giuria, saluto la giuria, si trova veramente in difficoltà a scegliere chi mandare avanti. Comunque vedo che avete scelto bene e quindi complimenti anche alla giuria. E un saluto particolare a voi, ho proposto le cose che vedo io e ho trovato un po' di difficoltà nelle taglie, ma sono tutte molto magre, quindi noi abbiamo una clientela un po' più completa, diciamo. Comunque il negozio di lunga tradizione, terza generazione, un negozio vicinato, quei negozi che rendono vivi i nostri paesi, perché i nostri paesi, le nostre cittadine sono vive grazie anche ai negozi di vicinato, ai negozi di tradizione, di famiglia, e quindi sono quelli che fanno vivere veramente le nostre città. E do il consiglio di visitarli sempre, e magari pensandosi anche alla grande istituzione, a internet, però dare sempre un'occhiata anche in tutte le nostre attività familiari, sono quelli che veramente tengono bene, ripeto, la nostra Italia, tengono su la nostra Italia. Vi ringrazio molto, vi auguro una buona costruzione e vi faccio, ormai siamo vicini anche al periodo natalizio, vi auguro le più belle cose per un Santo Natale e soprattutto per un felice 2023. Grazie a voi e buonasera.